Dall'8 dicembre al 19 dicembre c'è un centro anch'io molto speciale con vini bresciani e ne parliamo con il conduttore e l'ideatore Carlo Zaniboni. Buonasera Carlo. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E ben ritrovato. Vicino a te c'è una persona molto seria per autorevolezza. Lui è Davide Lazzari della Cantina Lazzari, produttore di vini. Ciao Davide. Buonasera a tutti. E benvenuto. Allora, cosa c'entra Davide Lazzari, anche se in realtà questa è la seconda edizione, quindi molti telespettatori già conoscono questo format. Cosa c'entra Davide Lazzari in Centro Anch'io con Carlo Zaniboni? No, cosa c'entra Carlo Zaniboni con speciale vini bresciani? Perché io astemissimo, che già con l'acqua frizzante sballo, figurati se mi vado a inventare una cosa sui vini. Però effettivamente già la seconda edizione, la prima l'abbiamo fatta nel dicembre dell'anno scorso, insomma del precedente anno, in cui accompagnavamo un po' le feste con i nostri prodotti e i nostri vini, che sono vini di eccellenza su tutto il nostro territorio. Ma io, insomma, al di là della curiosità della cosa, non mi cimento in campi che non so. E allora ho chiesto la collaborazione preziosissima, amichevole, di Davide Lazzari, che, signori miei, è esperto, è bravo, pluripremiato, sa un sacco di cose. Questo appena gli dai il microfono e comincia a parlare non si ferma più. Anch'io mi do da fare, come vedete nelle immagini che stiamo scorrendo, però lui sui vini è molto azzeccato. Quindi come si svolgerà? Perché tu intervisterai comunque delle persone, Carlo? Beh sì, c'è sempre quel giochino per cui cercheremo di capire da 10 bresciani, perché effettivamente abbiamo realizzato 10 puntate, quindi 10 registrazioni esterne con la gente, le persone dalla strada, qualche domandina, non tutte facilissime a dir la verità, perché qualche domandina, insomma... Ma sui vini, chiaramente. Sui vini ovviamente, un po' nel dettaglio, nello specifico, che pure io, ragazzi, per fortuna che c'erano le risposte scritte dal mio amico Davide e si riesce a fare. E insomma abbiamo incontrato anche un pochetto così, i gusti del pubblico, quello che sanno, quello che non sanno, quanto bevono, sempre ovviamente con moderazione e con simpatia. E questi sono gli esempi. Davide, tu sei anche un esperto di vini, non solo produttore. Quando si percepisce, io e Carlo non siamo degli esperti, forse io leggermente più di Carlo, visto che vado oltre l'acqua frizzante, dicevo, quando si percepisce che un vino è buono? Ma in realtà non è così complicato, cioè lo è per Carlo, perché Carlo e il mondo del vino sono due universi diversi ed è stato molto bello e sfidante appunto porre domande a Carlo e cercare di vedere lui che cerca di intervistare le persone per capire lui le risposte corrette a queste domande sui vini bresciani. E in realtà non è così complicato il mondo del vino, perché il vino è buono o cattivo, interessante, crea emozioni o non crea emozioni. E la cosa bella, diciamo, di questo lavoro che abbiamo fatto con Carlo è proprio quello di riuscire a trasmettere un pochino l'idea che i vini della nostra provincia hanno la possibilità di trasmettere tante emozioni, perché sono tantissimi. Noi ne abbiamo esplorati leggermente alcuni, perché poi gli argomenti sono infiniti sul mondo dei vini nostri bresciani. E quindi cercare di un approccio molto più semplice rispetto all'altisonante che spesso le persone vedono, magari i degustatori che trovano sentori particolari, cose stranissime all'interno del vino, ma in realtà è uno dei prodotti più semplici, più storici, agricoli, che hanno caratterizzato da generazioni, da secoli, e se non addirittura un paio di millenni, l'agricoltura della provincia di Brescia. Certo, è una provincia che è veramente ricca non solo di etichette ma anche di sapori, no? Legati a... Esatto, infatti abbiamo giocato un pochino anche sugli possibili abbinamenti dei nostri vini con i piatti. Poi abbiamo iniziato un po' ad avere l'acquolina, quindi ci siamo fatti prendere un pochino dagli abbinamenti, però abbiamo giocato molto sugli abbinamenti natalizi, e quindi volendo, seguendo le nostre puntate, il nostro pubblico potrebbe anche scoprire quali vini possono abbinare bresciani a piatti tradizionali bresciani che magari si troveranno in tavola a Natale o stanno prevedendo di mettere in tavola alla vigilia, a Natale, a Santo Stefano, all'Epifania, primo dell'anno. Allora, sempre voluto sapere che sto delinquente mette sotto chiave sua madre dal 21-22 dicembre fino al 6 gennaio in cucina a far lavorare sempre lì, a preparare, cucinare, infornare, casoncelli a tutto andare. Ma non si vergogna proprio, guarda che cosa. Ma è una regola oppure si può sgarrare carne rosso e pesce bianco? Si può sgarrare, infatti qualche abbinamento sarà un attimino curioso, perché non so, abbiamo abbinato dei piatti di carne a dei vini bianchi senza anticipare nulla, così lo si può scoprire.
Però non è detto per forza, certi vini più semplici, più freschi possono andare su piatti di pesce un pochino più elaborati e certi bianchi un pochino più strutturati su piatti di carne invece anche un pochino più E un freschi. altro consiglio, visto che comunque abbiamo ancora qualche minuto, un altro consiglio che possiamo dare ai nostri telespettatori su come conservare il vino nelle nostre case, bianco e rosso. Allora, innanzitutto non conservatelo in cucina, quello è il luogo peggiore per gli sbalzi termici. Il vino è un prodotto vivo, non ha scadenza, non rischia di deperire, però cambia sapore, potrebbe peggiorare il sapore. Il modo migliore per conservare il vino è sdraiato, esattamente come dormiamo noi, al buio, esattamente come dormiamo noi. La temperatura consigliata è intorno almeno ai 18 gradi, tra i 15 e i 20 gradi, di solito si utilizzano le cantine. Come dovremmo dormire noi. Come dovremmo dormire noi, e sdraiato perché così il tappo resta comunque umido, in tensione, non fa passare ossigeno. Al di là dei dettagli tecnici, il modo migliore per conservare il vino è come dormiamo noi. Quindi l'estate può essere un rischio però quando le case, essendo in vacanza, magari raggiungono anche 30 gradi. È il motivo per cui si utilizzano solitamente le cantine interrate, si cerca di sfruttare temperature naturali perché in questo modo non deperisce il vino. Ecco, un consiglio: non conservatelo nella stessa cantina dei salami per chi fa stagionare salami, perché il vino assorbe dall'ambiente esterno sapori e potreste trovarvi un vino che sa attraverso di il tappo, quindi. Attraverso il tappo. Ma sono cose che interessano a te o al pubblico, Andrea? Al pubblico, perché io rappresento il pubblico in questo momento. No, ti volevo fregare con le domandine Tralello, ma non si fa fregare perché lui è preparato, sa tutto. No, beh, certo, infatti, per quello mi oso. oso. Le cantine? No, zero. Tu che fai? Lavatrice, salame, no, vini? Scusami, però adesso i tappi non sempre sono di sughero, ahimè. Allora, la maggior parte dei casi sono di sughero. I tappi non di sughero, detti tappi tecnici, si definiscono in gergo, in realtà non soffrono di questa situazione, infatti. ma se un tappo è di silicone fa già passare abbondantemente aria, quindi se avete un vino con un tappo in silicone, bevetelo subito perché non regge nel tempo. Hai capito, Carlo? Io già sapevo tutto. Tu sapevi già tutto perché hai studiato la seconda edizione. È la seconda edizione. Poi assorbo soltanto dalla sua presenza e io imparo queste cose, vedi, sapevo già tutto, figurati. Ma sei riuscito a fare apprezzare un po' di vino a Carlo in queste 2 edizioni o zero? Allora, io ho provato a metterlo alla prova portandolo in vigna in questa edizione, quindi noi abbiamo registrato le nostre puntate all'aperto in mezzo a un vigneto. Ho visto l'anticipazione. Ho tentato di fargli fare un pochino di potatura, ma deve ancora studiare un pochino e speriamo che si applichi. E che autunno è stato? Che annata è stata questa? L'annata quest'anno 2025 è stata molto bella, soprattutto la parte primaverile ed estiva, e poi verso la fine ha iniziato lentamente a peggiorare il tempo perché a memoria abbiamo avuto un settembre abbastanza piovoso ma con piogge molto diffuse sul mese, e questo ha portato i vini, soprattutto i rossi più di struttura che devono stare un pochino più tempo in pianta, a soffrire, quindi si avranno dei bianchi, degli spumanti e dei rossi freschi molto interessanti dall'annata 2025. I rossi di struttura variano molto da zona a zona della nostra stessa provincia. Tu, Carlo, sei rimasto sorpreso dalle risposte dei bresciani legate al vino, cioè nel senso preparati, oppure un 50 e un 50? No, effettivamente c'è cultura, c'è preparazione, simpatia, approccio all'argomento. Poi figurati, io completamente digiuno, anzi proprio il caso di dire astemio sulla cosa, insomma ogni risposta per me è buona la prima effettivamente, cioè la persona che ho di fronte so già in partenza che ne sa più di me, quindi depongo le armi. E c'è stata una bella risposta simpatica, una bella preparazione. Tra l'altro abbiamo intervistato anche non solo bresciani, che insomma adesso fortunatamente il nostro centro storico si presta anche alle visite di turisti, persone che arrivano da fuori città, addirittura da fuori Italia. Abbiamo avuto un egiziano, marocchino, ormai trapiantato ormai da tanti anni a Brescia, insomma, quindi è stata buona, sorprendente anche per te. Poi le vedrete, insomma, poi simpatiche. Abbiamo trovato anche alcuni amici alpini che loro sono più intenditori di tutti, probabilmente. Vai sul sicuro con quelli, proprio non si scappi. Ho ancora una domanda prima di chiudere, sempre per i telespettatori. Certo, il rosso deve sempre decantare? Fatti pagare, dai, fatti pagare. Metterò fattura. Certo. No, non sempre, dipende molto da quanto tempo è rimasto chiuso in bottiglia. Tendenzialmente i rossi più vecchi hanno bisogno di prendere aria, come quando noi abbiamo, è molto simile alla vita di tutti i giorni, il prodotto vino. Se noi teniamo una stanza chiusa per qualche anno, prima di entrarci cerchiamo di fargli prendere un pochino di aria, esattamente come il vino. Quindi i vini più giovani,
possono essere aperti e bevuti subito, i vini da lungo affinamento invece magari aperti una mezz'ora, un'ora prima, dipende da quanti anni sono chiusi in bottiglia. Cosa vuol dire lungo affinamento? 5-6 anni, Ok, ecco, giusto per poi, capire. ecco, magari anche 4 anni, conviene aprirli una mezz'ora prima, oppure versarli nel calice e aspettare 30 secondi. Tu ne esci con le ossa rotte da questa lezioncino, facevi tutto giusto. No, stavo pensando che nella terza edizione i telespettatori, i cittadini bresciani saranno preparatissimi grazie a questi interventi, quindi risponderanno tutti correttamente. Ti faccio una rettifica su quello che hai detto in apertura. Tu hai detto che andiamo in onda lunedì, martedì e giovedì, in realtà tutti i giorni, è dal lunedì al venerdì, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, però in 2 giorni la replica della sera sarà un po' più ritardata, anziché essere alle 22:15 sarà alle 22:50, ma insomma la prima messa in onda alle 11:55, la seconda alle 14:35, dal lunedì al venerdì. Benissimo, e questo è l'appuntamento nuovo di questo mese di Teletutto. Ringraziamo Carlo Zaniboni e Davide Lazzari, grazie per essere stati con noi e vi seguiremo. Grazie ancora. A voi, ciao. Noi ci fermiamo per un attimo, tra poco si parla di serie televisive con Daniela Finita e Cristiano Bolla, rimanete con noi.